Ben ritornati cari telespettatori, ritorniamo a parlarne con i pensionati della CISL, FNP CISL. Anche su vostra richiesta, giustamente rispondendo a coloro che ci hanno scritto, non sono spariti, ci sono sempre e anzi organizzeremo una serie di appuntamenti con la cadenza del passato, quindi a settimane alterne, per dare delle risposte puntuali a quelle che sappiamo sono le problematiche di moltissimi pensionati, di moltissimi anziani. Andremo ad affrontare anche problemi scottanti di cui magari si parla meno, però è assolutamente importante tenervi aggiornati e sapere che anche il sindacato si è attivato, si sta attivando, che tipo di manovre intende attuare. Ne parleremo anche nei prossimi appuntamenti. Adesso incominciamo un po' tra virgolette in dolcezza, ma anche visto il periodo cerchiamo di pensare a qualcosa che può essere anche estremamente piacevole, più che mai per la persona che ha più tempo a disposizione. Cogliere certi periodi dell'anno per concedersi un po' di relax, un po' di vacanza è estremamente positivo per lo spirito, principalmente per i fattori di socializzazione, quindi avvicinare altre persone, conoscerle, stare in un contesto diverso e quindi andare in vacanza, oppure pensare a quelli che sono i soggiorni climatici tra un po' di tempo. Organizzarsi per tempo è meglio, ci può essere anche un margine di risparmio, cosa che non fa male. Ci sono delle offerte molto interessanti che sono sempre vagliate, coordinate e organizzate dall'FNP della CISL, per cui diamo un'occhiata anche a questo. Questo è il momento più opportuno. Lo facciamo con i nostri esperti. Intanto, per ricominciare un po' il ciclo, abbiamo il piacere di avere con noi Adolfo Berti, segretario generale dell'FNP della CISL. Grazie di essere qui con noi, segretario, di ritornare con noi insieme. Fausto Scandola, presidente Trivù Agenzia Viaggi, sempre emanazione CISL FNP, e Patrizia Bello, direttore tecnico Trivù Viaggi, sempre agenzia. Grazie anche a voi. Allora, vediamo un po' di parlare di questa, una parentesi finalmente un po' più tranquilla, dal momento abbastanza di tensione. Tra 2 settimane torniamo sugli elementi scottanti con qualche novità magari importante per chi ha difficoltà. Cos'è questa iniziativa dei soggiorni climatici e come l'avete strutturata? E ricordiamolo che non è che vi siete improvvisati da poco, ma esiste da moltissimo tempo, per chi non dovesse conoscerla, no? Sì, noi abbiamo un'agenzia viaggi che possediamo, diciamo, ecco, nel senso che l'abbiamo acquisita da moltissimo tempo, vive da quasi 30 anni, ha sempre affiancato le attività turistiche della FNP, ma non solo turistiche. Questa agenzia è un'agenzia che di fatto è specializzata per il turismo della terza età. Questo significa che cosa? Significa che rispetto alle esigenze degli anziani, quando parlo di esigenze degli anziani intendo dire che le esigenze degli anziani sono esigenze sociali, ma anche esigenze di salute. Per capirci, noi siamo profondamente convinti, ma questa è una cosa che è mai avvallata dalla scienza, ma anche dagli organismi internazionali, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'ONU e compagnia bella, questa attività ormai viene riconosciuta come un momento di, come dire, per combattere la solitudine. Cioè, qual è il problema dell'anziano? Il problema dell'anziano è che spesso i nostri anziani vivono soli, a volte si isolano, e quindi il turismo sociale che noi proponiamo è proprio per combattere questo tipo di situazione. Quando parliamo di solitudine, parliamo di una serie di malanni che vengono attraverso la solitudine, perché poi c'è l'isolamento sociale, c'è l'emarginazione, ma c'è anche, per esempio, il fatto che dalla solitudine si può passare alla depressione. Assolutamente. E la depressione poi, come sappiamo, è la causa di molti mali. Soprattutto perché magari se la persona vive da sola, non si cura, cioè non cerca di trovare sollievo anche a volte nel farmaco, che può essere propedeutico, poi una guarigione. Ma questo stimolo alla socialità, che attraverso anche il turismo sociale, ma anche attraverso iniziative di tipo sociale di altro tipo, noi in qualche maniera intendiamo, come dire, andare incontro agli anziani
per evitare questo circolo vizioso che porterebbe inevitabilmente poi alla non autosufficienza. Assolutamente, no, questo è verissimo. Io chiedo magari se dalla regia, se rimettiamo in onda l'ultima scheda grafica che dava gli indirizzi e le informazioni, perché poi effettivamente uno vede l'indirizzo, però ora che va a prendere la penna, che trova la carta, che legge, che si mette gli occhiali, cerca gli occhiali e scrive, passano 5 minuti, quindi direi tenerlo qualche minuto, qualche secondo in più per consentire alle persone interessate di prendere giù nota, perché altrimenti è difficile che possano ricordarsi. Intanto ritorniamo su questo aspetto che è importantissimo, quindi non tanto dire mi prendo il lusso di una vacanza, ma quanto mi prendo cura di me, della mia persona, del mio benessere o di coppia, che può anche essere, che ha la fortuna di essere ancora in coppia, per evitare poi di cadere in una situazione di dipendenza, di non autosufficienza accelerata rispetto a quella che può essere la tempistica, perché star bene dà anche possibilità di combattere meglio lo stato di malessere, di malattia che può insorgere. Ma anche lo stare assieme agli altri consente gli scambi, consente una serie, cioè in sostanza combatte l'isolamento, combatte l'emarginazione, quindi sicuramente il turismo sociale non è il solo strumento che può combattere la solitudine, per dirvi, ma sicuramente è uno strumento importante. E tenete conto che la nostra associazione, la nostra agenzia è specializzata nel turismo della terza età, quindi con una serie di accorgimenti che noi abbiamo all'interno delle proposte che facciamo. Ecco, quello che voglio chiedervi, perché poi la perplessità di molti, sì, ma se mi succede qualche cosa sarò di peso per gli altri, c'è un'assistenza medica specializzata, ecco, questo andiamo anche a dare un po'. Poi magari ne parlo, però se siete strutturati avete pensato anche a questo. Non c'è dubbio, poi magari il nostro direttore, ma sicuramente noi quando avviamo un'iniziativa tipo i soggiorni climatici, ma che so, le crociere, che so, poi tutto il discorso che riguarda le cure termali, per esempio. Ecco, è chiaro che il nostro personale, la nostra gente che mandiamo in queste situazioni, le mandiamo assistite. Ecco, questo è importante, quindi non sono sole, ma anzi assistite e assicurate. Dal punto di vista anche delle malattie e compagnia bella, quindi. Chi può accedere a questi servizi ulteriori che sono offerti? Solo gli iscritti? Come funziona? Magari ci fosse qualche persona che ci ascolta, pensionato, che può essere interessato, può farlo così oppure deve prima iscriversi? No, è aperta a tutti, ovviamente. Noi troviamo però delle occasioni nelle quali gli iscritti sono agevolati. Hanno degli sconti solitamente. Hanno degli sconti sostanzialmente, quindi non sempre, ma spesso facciamo questo tipo di iniziative, però le nostre iniziative possono essere, o meglio, sono aperte a tutti, insomma. Quindi, assolutamente. Teniamo conto che poi noi abbiamo un altro strumento che ci aiuta su questa questione ed è la nostra associazione di volontariato che si occupa anche, assieme a loro, e si occupa della attività del tempo libero, che si occupa di una serie di questioni, ma anche quindi anche i weekend che possono essere la giornata fuori porta. Certo. No, l'Anteas, per esempio, la nostra Anteas, che è l'associazione di volontariato, si occupa anche di portare gli anziani, soprattutto nelle gite brevi, su queste cose qua. E quindi da questo punto di vista credo che stiamo facendo una buona cosa. Mi rendo conto che parlare oggi di queste cose sembra ignorare i problemi che ci sono nella crisi, però è chiaro che anche queste cose servono agli anziani per appunto prevenire le proprie situazioni di non autosufficienza. Assolutamente, poi ricordiamo che purtroppo ci sono anziani pensionati che hanno una pensione estremamente rosicata perché hanno difficoltà. Certo. Però ci vediamo di dare anche delle offerte che possono essere interessanti dal punto di vista economico e quindi accessibili, ma ci sono quelli che invece tutto sommato hanno una pensione, stanno bene, stanno meglio di molti giovani perché la pensione magari è superiore allo stipendio di un giovane e possono tranquillamente concedersi tra virgolette questo piccolo lusso che non è un lusso ma è un beneficio. Ecco, cosa vuol dire, mutuando quello che è il titolo che abbiamo dato, tanto la parola soggiorno climatico quanto turismo sociale? Perché soggiorno climatico richiama qualche cosa di altri tempi, no? Che cosa vuol dire? Significa portare le persone della terza età, diciamo, portarle
luoghi nei quali si può stare tranquilli, si può godere di aria buona, si può godere di un clima favorevole per la terza età e soprattutto, siccome questi soggiorni climatici vengono normalmente messi in atto in periodi stagionali, diciamo, non troppo caldi né troppo freddi, ecco. Voglio dire, danno la possibilità a questi nostri anziani di godersi, che so, 15 giorni di mare, tranquillo. Certo. Che non sia agosto quando c'è tutto il caos del turismo di massa, temperature assurde. Tenete conto che anche la scelta, poi lo diranno loro, degli alberghi che facciamo sono alberghi che sono attrezzati per la terza età, e quindi voglio dire, con tutto quello che questo significa, cioè, ci sono una serie di questioni sulle quali bisogna stare molto attenti, nel senso non tutti gli alberghi ricevono volentieri, che so, l'anziano con qualche difficoltà. Sì, o che hanno l'ascensore, per esempio, comodo, accessibile. Quindi... Ecco, chiarissimo. Allora, direttore, Trevu Viaggi, che storia ha, com'è strutturata, come quindi opera? Allora, innanzitutto la Trevu è un'agenzia di viaggi e che opera sul mercato e che rispetta le regole del mercato, solo però che essendo anche un servizio della FNP, quindi si occupa e quindi è il suo punto principale offrire servizi di qualità con un sistema tutto compreso e quindi non guardando bene, non extra e via dicendo, con anche iniziative e proposte che vanno anche con trattamenti preferenziali per gli iscritti alla FNP. Si parlava appunto di cose strutturate, specifiche. Facciamo degli esempi così chi ci ascolta capisce bene di che cosa stiamo trattando. Sì, ma se poi il direttore, la Patrizia, spiegherà meglio. Il problema è che noi la nostra agenzia è trentennale e è specializzata e quindi soggiorni marini, montani, tenendo presente che quando parlava prima il segretario generale dell'assicurazione e dell'assistenza, quindi c'è un discorso anche di assistenza medica sul posto e sempre accompagnati da responsabili di gruppo. E per aderire, quindi per dire c'è un viaggio, un qualche cosa, dopo vedremo anche i cataloghi, le offerte, dove trovarle, ma quali sono le modalità di accesso? Un po' ne aveva accennato anche il segretario. Allora, intanto normalmente ci sono tanti comuni che organizzano il soggiorno climatico e quindi l'anziano si rivolge intanto ai comuni, certo, agli uffici sociali del comune, normalmente all'inizio dei primi mesi dell'anno, porta magari il proprio ISEE per vedere un attimo la sua situazione economica e poi il comune si rivolge alle agenzie di viaggio per organizzare questo. La Trevu è una di quelle che quindi voi avete anche interfaccia a volte strutturata certo, sul territorio regionale, per cui che fa quindi anche la convenzione con i comuni per i soggiorni al mare, in montagna. Non c'è dubbio che tutto questo, nel senso che questo è un aspetto, poi però basta rivolgersi rispetto alle FNP territoriali del Veneto oppure direttamente alla nostra agenzia e quindi c'è la possibilità di aggregarsi ad altri gruppi, Quindi noi facciamo sia il discorso verso i comuni e sia verso o anche con varie associazioni che si rivolgono a noi o rivolgendosi direttamente a noi, che noi aggreghiamo nel senso i gruppi. Normalmente quindi non è il tour che individuale, è un discorso normalmente anche per associazioni, noi lavoriamo. Certo, sì. Giustamente si diceva prima, una valenza sociale, creare gruppo, fare il sistema, certo, dare la possibilità anche di stare in compagnia, insomma di passare un bel momento più o meno lungo insieme ad altre persone. E soprattutto spensierato, perché c'è sempre qualcuno che pensa come organizzare.
Ecco, non è quello che va in viaggio che deve pensare, si deve rilassare completamente. Esatto. Allora, parliamo di proposte concrete. Sì, E allora, quindi per facciamo anche degli esempi, che tipo di offerte fate, che a volte magari, perché ormai sappiamo che gli anziani sono estremamente dinamici e che l'andare magari in una struttura semplicemente al mare per prendere buon'aria può non essere esaustiva dell'esigenza della persona, magari voglia di viaggiare, di vedere, insomma, che cosa c'è? Beh, allora, per quanto riguarda il pacchetto di viaggio che proponiamo alle amministrazioni comunali, generalmente sono soggiorni di 15 giorni, con sistemazione in hotel 3-4 stelle, il trattamento di pensione completa durante tutto il soggiorno con le bevande e i pasti principali, quindi a pranzo, a cena. Diamo il trasferimento in pullman Gran Turismo fino alla località di soggiorno e, cosa indispensabile, la presenza di un accompagnatore per tutto il soggiorno. Questo accompagnatore è una persona che viene individuata o dall'amministrazione comunale oppure viene selezionata dalla nostra agenzia, perché deve avere dei requisiti necessari per poter assistere l'anziano durante tutto il soggiorno in caso di necessità. E i nostri pacchetti comprendono sempre anche l'assicurazione di assistenza medica e infortunio per loro. Questo per la tipologia che riguarda il comune. Poi, per quanto riguarda l'attività che la 3V rivolge ai soci FNP CISL, all'Anteas Servizi, dedica un'attenzione particolare ai soggiorni in località marine, tipo Riviera Romagnola, Marchigiana o Veneta, ai soggiorni in montagna nelle località Trentino-Veneto e nei soggiorni nelle località termali come Ischia, Montecatini e Levico. Se vuole che facciamo qualche esempio, abbiamo ad esempio dei soggiorni in Riviera Romagnola nel periodo dal 15 al 29 giugno in hotel 3 stelle al prezzo di 610 euro. Tutto compreso? Esatto. Compreso il viaggio, spostamento? Tutto quello che abbiamo previsto. A Falcade ad esempio c'è un soggiorno dall'8 al 22 luglio in hotel 4 stelle al prezzo di 680 euro. È un soggiorno particolare, un prezzo veramente particolare che proponiamo a Ischia, 500 euro per persona, e in tutti questi 3 pacchetti, di quanti giorni Ischia? Sempre di 15 giorni, sempre soggiorni quindicinali. E in tutti e 3 questi esempi che ho fatto è incluso nella quota il trasporto, sempre in pullman Gran Turismo, il trattamento di pensione completa con le bevande, feste danzanti in hotel a Ischia, servizio spiaggia per i soggiorni marini e l'assicurazione di assistenza medica. Però tengo a precisare una cosa, che all'interno degli hotel che proponiamo a Ischia c'è un centro termale convenzionato ASL e il cliente che presenta l'impegnativa del proprio medico ha diritto alle cure previste pagando solamente il ticket. Che questo può essere interessante. Ringraziamo la 3V per i soggiorni estivi dove i nostri genitori partecipano ogni anno e dove si sentono coccolati e in compagnia, Giulia e Aldo. E allora, questo è importante, quindi sottolinearlo. Ringraziamo anche i nostri 2 telespettatori che ci hanno scritto. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo, facciamo anche altri esempi, perché facendo proprio gli esempi le persone riescono anche a capire di cosa stiamo parlando. Tra poco. Eccoci qua, allora abbiamo parlato di alcune offerte interessanti, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei soggiorni termali, perché le terme effettivamente le abbiamo anche qua in Veneto, comode, accessibili, ci sono anche delle strutture che consentono l'andata e il ritorno, però può essere interessante ritornare su questo aspetto perché sono curative, oltre che estremamente socializzanti, rilassanti, ma curative, no? Sì, sicuramente, perché come spiegavo prima, avere la possibilità di avere l'impegnativa da parte del medico per avere l'agevolazione e pagare solamente il ticket è una possibilità che viene data in più ai nostri clienti. E poi noi abbiamo deciso di mettere nella nostra programmazione località come Ischia perché oltre ad essere un discorso termale di cura, ma anche di visitare luoghi estremamente belli e quindi sì, dare la possibilità durante il giorno anche di organizzare delle escursioni nei dintorni o per Ischia stessa. Sono tutti alberghi ormai abituati ad ospitare la terza età e quindi siamo sicurissimi che i servizi che vengono dati sono ottimali. Perfetto. Allora, dal soggiorno
tranquillo, perché 15 giorni fermi, 5 giorni, di quello che è, andiamo al soggiorno in movimento. Chi voglia invece di vedere, di visitare, è abituato a muoversi, ad avere tanti stimoli, li vuole avere. Ma sempre sul discorso dell'importanza di favorire la socializzazione e anche con il benessere. Il benessere e la socializzazione, ma soprattutto senza sforzo per la terza età. Noi ci siamo specializzati come Trevu anche sul discorso delle crociere, perché è un ambiente che fa visitare il mondo, posti nuovi dicendo, con poco sforzo dei pensionati, e quindi noi organizziamo crociere sia nel Mediterraneo che nel nord Europa, nei paesi del Mar Rosso e Emirati Arabi, e sembrerebbe, nel senso, la crociera è un ambiente elegante, un clima dentro familiare, un discorso alberghiero molto di lusso. Infatti stiamo vedendo qua delle immagini di locali ricercati, c'è il discorso del divertimento per tutte le età, ma soprattutto noi riusciamo a organizzare crociere a prova, voglio dire, della tasca del pensionato. Prova tasca del pensionato, cosa vuol dire? Vorrei cifre concrete, chi me le può dare? Allora, l'offerta Ischia è molto interessante, come si fa per prenotare, Carla? Dopo me lo dovete spiegare appunto come si fa per prenotare. Tornando alle crociere, noi in primavera e in autunno diamo la possibilità con delle crociere di 5 giorni di provare una vacanza indimenticabile nel Mediterraneo con dei prezzi modici che diano la possibilità a tutti di provarla. Cioè? Il 14 ottobre, ad esempio, noi proponiamo una crociera che toccherà Barcellona, Ibiza e Marsiglia, con quote che partono da 380 euro per persona, tutto compreso, in cabina interna doppia e naturalmente con l'idea del tutto incluso. Pagando 380 euro il nostro cliente acquista una vacanza all'insegna del divertimento con spettacoli serali, animazioni durante il giorno e sempre con questo trattamento di pensione completa, bevande incluse, illimitate a pranzo e a cena. Assicurazione sempre, è già inclusa nella quota, sono già previste anche le tasse portuali e le quote di servizio che sono obbligatorie. 380 euro, e noi inseriamo anche l'assicurazione annullamento in questa quota. Ecco, che è un'altra cosa importante, perché effettivamente magari la persona ha paura che magari non stia bene, che ci sia l'imprevisto del nipotino della situazione che va a rompere i programmi e così via, qui c'è previsto anche l'annullamento. Noi lo prevediamo in quasi tutti i nostri pacchetti. Quindi compreso nei 380? Sì, quindi nei 380 è compreso anche l'assicurazione e annullamento per imprevisti di vario genere. Sì, di solito malattia. Malattia, lo so, infatti quello purtroppo. Che comunque viene estesa anche ai familiari. Ecco, torniamo anche sul discorso crociera, rispondiamo però anche alla telespettatrice che chiedeva informazioni sulle modalità di iscrizione, per esempio per il discorso Ischia. Possono rivolgersi direttamente alla nostra agenzia. Allora magari rimettiamo la slide relativa agli indirizzi dell'agenzia, così lo teniamo magari un qualche secondo in più. Esatto, dove ci sono gli altri indirizzi delle sedi FNP CISL o Anteas Servizi possono dargli delle informazioni. Dopo siamo noi agenzia che procediamo con le prenotazioni. Ma quindi semplicizzando al massimo, Adolfo Berti, se una persona è interessata e si rivolge all'FNP CISL, automaticamente gli sportelli dell'FNP CISL ti mandano all'agenzia convenzionale, cioè alla vostra agenzia interna. Tenete conto che la FNP è presente sul territorio in maniera capillare. Noi abbiamo, non dico in tutti i comuni, ma sicuramente, ecco, diciamo che sui 500 erotti comuni del Veneto siamo presenti in circa 300. Quindi dappertutto. C'è la possibilità, basta che si rivolgano ai nostri agenti sociali che abbiamo sul territorio e loro gli indicano come fare, qual è la strada, e quindi hanno molto spesso anche i materiali a disposizione da distribuire, e quindi voglio dire, su questo siamo abbastanza attrezzati. Ci stiamo organizzando anche meglio sul territorio.
Certo, un ringraziamento particolare alle ragazze della Trevu, sempre disponibili e gentili, che ogni anno ci fanno trascorrere una vacanza spensierata, Sabrina e Cristian, tante coppie che ci stanno scrivendo, quindi vuol dire che ci sono molti che hanno ancora la fortuna di poter andare in viaggio in coppia. Tenendo presente che è sufficiente anche una telefonata in agenzia oppure anche sul sito della sì, che Trevu. molte volte però non tutti i pensionati hanno dimestichezza solo con i telefonata siti. è sufficiente. Quindi quello è un po' l'aspetto. Che poi andiamo noi a trovarlo. Andate direttamente a volte. Nel senso, perché il pensionato, se telefona una signora da Verona in agenzia, e noi tramite la FNP o il personaggio della FNP di Verona possiamo anche contattarla, portarle il biglietto a casa, darle comunicazioni. Ecco, questa è una cosa molto importante effettivamente, che avevamo forse trascurato di dire all'inizio, perché quello che è un deterrente per molti è proprio la localizzazione magari un po' distante, il doversi muovere, non avere mezzi di trasporto, per qualcuno che accompagna, eccetera. Questo fatto agevola moltissimo, vero? Insomma, l'agenzia di proprietà della FNP e l'agenzia quindi alla FNP, agli iscritti alla FNP, nel senso non deve fare altro che agevolare il tutto. Allora, giustamente la signora Teresa chiede: a che età inizia la terza età? A 65 anni? Però convenzionalmente. Alla signora diciamo che noi... 65 anni, signora. La Trevu non è solo specializzata nel turismo della terza età. Però non è che chiede la carta d'identità per andare, noi va bene signora se vuole offrire il viaggio di nozze alla figlia o portarsi i bambini. Quindi, no, ma magari la signora ha 60 anni col marito, vogliono andare, sono pensionati, vogliono andare in crociera, possono oppure c'è? Certo. Ecco, quindi diciamo che è una terza età abbastanza ampia e non mettiamo la quarta età perché anche quella è conglobata. Diciamo che noi parliamo di terza età per, come dire, in qualche maniera organizzare la nostra attività su quegli aspetti, in modo che anche chi non è della terza età trova delle agevolazioni che magari non si penserebbe neanche, ecco, in questo senso. Assolutamente. Allora, torniamo al discorso della crociera a cui abbiamo accennato e abbiamo specificato un attimo. Abbiamo detto quindi partenza, scusate un secondo, la maggior parte degli anziani il tempo lo passa a visite, ospedali e medicine per colpa dei nostri politici romani che hanno distrutto la società, e c'è anche questo aspetto qui, purtroppo. Purtroppo sì. No, abbiamo detto che la partenza di questa crociera, ad esempio, è il 14 ottobre. Questo è un esempio. Dopo noi nella nostra programmazione crociere le facciamo quasi tutto l'anno. Portavamo l'esempio di questo perché, essendo una mini crociera, naturalmente meno giorni facciamo in crociera, meno costa. Però per chi la vuole provare per la prima volta, i servizi sono i medesimi di quelli di una crociera settimanale o di 12 giorni. Perfetto, qua abbiamo Spagna, Baleari, Francia, 14-18 ottobre sulla Costa Luminosa con la compagnia La Costa Crociere, cabina interna doppia abbiamo 380, cabina esterna doppia 460, cabina con balcone doppia tipo suite, insomma 500 euro. Barcellona, Ibiza, Marsiglia sono le possibili escursioni, quindi visite guidate, accompagnate. Sì, si acquistano direttamente a bordo e sono escursioni seguite dalle guide e dagli accompagnatori di Costa Crociere, quindi organizzate, tranquille, non bisogna preoccuparsi non c'è un fai da te, ma c'è proprio un viaggio organizzato. Per arrivare all'imbarco che si verifica dove è Genova? No, a Savona, in questo caso è Savona e lì dopo organizziamo il servizio transfer, ma allora anche quello viene organizzato successivamente in base ai vari posti, ai vari luoghi di partenza e quindi dopo viene definito anche in base ai partecipanti il costo del transfer, sia di andata che ritorno. Andiamo meglio quando le crociere partono da Venezia, il porto più vicino a noi, e quindi anche lì logicamente il prezzo del transfer incide meno sul pacchetto. Certo, qui stiamo sempre vedendo immagini per rendersi conto un po' tipo l'atmosfera della crociera, come può essere. Abbiamo avuto già un'esperienza di gruppo di pensionati della FNP dal 4 all'8 di maggio, 309
nostri associati, 300 sono 309, e quindi abbiamo con Pullman che organizziamo e portiamo a Savona e poi anche al ritorno, nel senso quindi con le varie fermate nei vari posti di raccolta. Ma certo. Indubbiamente la crociera è molto richiesta, anche perché, come dicevamo anche prima, sono ambienti molto eleganti, però le persone a bordo non si trovano assolutamente a disagio, è un ambiente familiare, proprio per come vengono anche coccolati dai camerieri, dagli ufficiali di bordo. E quindi rimane sempre comunque un sogno, ma comunque è accessibile anche a chi magari non l'ha mai provata prima. Ed è un viaggio che viene continuamente richiesto, forse è uno di quelli che anche in questo momento è più venduto da tutte le agenzie. Ma infatti le varie, almeno alcune compagnie hanno avuto un trend di aumento. Posso dire che in quest'ultima crociera ho fatto l'esperienza anch'io, non c'ero mai andato. Ah, davvero? Ecco. Non c'ero mai andato. Devo dire, ero molto scettico. Sì, perché mi ricordo chiacchierando una volta, cioè, signore. Ero molto scettico. Però devo dire che veramente, soprattutto per gli anziani, l'ambiente è un ambiente, come dire, di socialità, giochi, chiacchieri, voglio dire, se vuoi vai a teatro, se vuoi... quindi voglio dire, c'è una situazione che è veramente Tra l'altro, parlando di prezzi e di tutto compreso, per dire, io sono rimasto un po' meravigliato di una cosa che non conoscevo rispetto alla Trevu. Un giorno a pranzo mi si siede vicino una coppia, ero io e mia moglie seduti, a me è stato dato il vino, l'acqua e compagnia bella, tranquilli. La coppia che avevo vicina ha dovuto ordinare, poi ho chiesto quanto hanno speso, avevano speso più di me, ha dovuto ordinare il vino e l'acqua, 9 euro del vino, della bottiglia di vino, 2,90 euro dell'acqua, per dire la differenza. Voglio dire. Ah, ecco perché quindi con il servizio che voi garantite, tutto compreso, non c'è questo piccolo inconveniente di non poco conto che magari alcuni possono aver subito. E non è che ci sia il discorso del quarto di vino e il quarto di acqua, a volontà. Ecco, questo è molto interessante perché effettivamente... Infatti io sono rimasto meravigliato veramente, perché poi al signore che mi si era seduto vicino gli ho chiesto quanto aveva speso più di me. Assolutamente, no, questa è anche l'altra componente. E difatti io invito i nostri amici a verificare sempre il discorso, non il prezzo, perché il prezzo può essere un prezzo civetta, ma il discorso di quello che è incluso e quello che è escluso. Assolutamente no, effettivamente. Perché si fa presto con le cose escluse, solo il bere, le mance che sono obbligatorie, vai subito, assolutamente. nel senso uno paga, viene a casa e ha pagato più degli extra che non del costo. No, ma siccome questa è un po' la questione che delle crociere. Tutto incluso garantiamo, nel senso che è veramente tutto incluso, tranne le escursioni che sono facoltative. Va bene, però quello uno sceglie, vede al momento se è del caso. Andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme e vediamo di dare anche altre opportunità, altre offerte, quindi quello che c'è disponibile. Allora, completiamo un po' il discorso. Qualcosa da aggiungere sulle crociere, così chiudiamo il capitolo? Sì, c'è un aspetto molto gradevole, secondo me, della crociera, che convince appunto i pensionati a viaggiare con le navi, è il fatto che ogni giorno visitano un posto diverso senza dover disfar valigie. Cioè noi una volta che saliamo a bordo, ci siamo sistemati nella cabina, non abbiamo più quella esigenza di dover rifare e disfare valigie per cambiare da un albergo all'altro come succede nei tour. Quindi viene apprezzato questo tipo di viaggio, di comodità e anche questo è determinante nella scelta. Assolutamente. Qualche altro tipo di destinazione, magari non in nave? Beh, la Trevu da sempre organizza anche viaggi culturali in tutto il mondo, sempre tenendo presente le esigenze della terza età, quindi prenotando servizi e strutture che ne siano adatte. Noi non prenotiamo mai alberghi che non vadano al di sotto delle 3 stelle, ad esempio perché devono esserci tutti i comfort necessari. Per gli spostamenti utilizziamo esclusivamente Pullman Gran Turismo.
Prevediamo servizi guida in ogni località da visitare e l'accompagnatore nostro. Perfetto. Sempre. Medjugorje. Ah beh sì, ultimamente abbiamo visto aumentare questa richiesta di visitare luoghi sacri e abbiamo proposto più volte dei pacchetti e sono stati graditi a Medjugorje di 5 giorni ad esempio. Abbiamo delle proposte al costo di 280 euro. Certo, anche qui sempre pensione completa, bevande, trasporto e nostro accompagnatore. Perfetto, e tour invece in pullman, sempre di carattere escursionistico, visite di città, le capitali o quant'altro, sono previsti i classici viaggi? Insomma. Sì, classici viaggi, mi ricollego a quello che dicevo prima, li facciamo sia in Italia che all'estero. Tipo Israele? Benissimo, anche volo più trasporto dopo per il tour con i pullman Gran Turismo e noi, la nostra attività normale, questa noi la facciamo in continuazione, è una programmazione che va da gennaio a dicembre. Ma questo è sempre previsto per quanto riguarda i pensionati dell'FNP CISL, delle situazioni di supporto, vantaggio, eccetera? Beh, indubbiamente i prezzi che facciamo sono molto competitivi. Quello che bisogna comunque sottolineare sono le strutture che utilizziamo, a mio avviso, perché siamo concentrati nel selezionare determinati servizi e strutture che possono essere adatte alla terza età. Quindi vi teniamo presente però, scusi, che comunque siamo un'agenzia come le altre che oltre al fatto specifico della socializzazione, della terza età e via dicendo, noi facciamo qualsiasi tipo di altro tour, nel senso adatto anche a generazioni giovani, il discorso delle ferie, per cui nel senso siamo... Ecco, vi avvalete di tour operator che sono esistenti nel territorio, quindi un po' come le altre agenzie. Sì, beh, abbiamo anche noi una partnership di questo tipo e quindi abbiamo delle agevolazioni con dei tour operator importanti a livello nazionale. Quindi anche per il cliente individuale troverà sempre delle offerte particolari su determinati periodi, determinate destinazioni, anche per le ferie estive, anche per la famiglia, per la coppia, per il viaggio di nozze. Ecco, quindi un po' per tutti, insomma, oltre che per i pensionati, magari ci va il nonno, però può essere che anche i figli con la famiglia, dando i bambini o quant'altro, possono trovare delle soluzioni, supportati, aiutati, senza sorprese, che normalmente si possono trovare. Noi solo viaggi organizzati e tra l'altro noi ci avvaliamo della collaborazione dei tour operator più importanti. Ecco, questa è una garanzia. Adolfo Berti, 2 parole anche perché questo è l'anno internazionale, l'anno europeo dell'invecchiamento attivo e questo modo, la proposta del turismo sociale, comunque di un turismo dinamico fatto dai pensionati, può essere un'ulteriore strinsecazione per essere anziani attivi e dinamici e mantenersi. E credo che questo sia proprio l'obiettivo che abbiamo noi. Quando parlavo prima di prevenzione della solitudine, parlavo di prevenzione dell'isolamento e compagnia bella. È chiaro che l'invecchiamento attivo, sì, l'invecchiamento nel senso, come dire, biologico della parola, e non solo biologico ma anche sociale, si combatte attraverso questi strumenti, cioè quelli della socializzazione. La socializzazione diventa uno strumento essenziale per fare in modo che si invecchi meno e si sposti la vecchiaia più avanti. Perché altrimenti, e questo non sono io che lo dico, sono i medici, sono i sociologi, voglio dire, pensi che per esempio l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'ONU nel 1996 hanno di fatto fatto una dichiarazione ufficiale con tanto di articoli in cui si considera il turismo sociale come uno strumento di conservazione della salute. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, voglio dire, quindi è importante questo. Teniamo conto poi, lo dicevate adesso, rispetto alle famiglie. Questo è l'anno dell'invecchiamento attivo, l'anno europeo dell'invecchiamento attivo, ma assieme all'invecchiamento attivo c'è tutto il problema della solidarietà intergenerazionale, che diventa estremamente importante per come dire, per il clima che c'è oggi nel nostro Paese nei confronti delle persone anziane. Ormai si sente quotidianamente dire che gli anziani si stanno mangiando tutte le risorse dei giovani, che i giovani sono...
Il problema vero è un altro, il problema vero è che gli anziani di fatto sicuramente hanno fatto una propria vita, gli anziani sicuramente hanno contribuito a costruire questo paese, ma agli anziani quello che sta più a cuore ovviamente sono i propri figli, i propri nipoti, inevitabile, quindi tutto il discorso che riguarda la famiglia, che riguarda anche questi aspetti di tipo ludico se vogliamo, ma voglio dire, riteniamo che il turismo sociale favorisca anche questa intergenerazionalità. Parlavamo prima della crociera, ma nella crociera c'erano sì molti pensionati, ma c'erano anche molti familiari, quindi per dire con i figli, con i nipoti, quindi voglio dire, questo strumento noi lo riteniamo uno strumento importantissimo proprio per fare in modo che l'anziano diventi meno vecchio e lo diventi più tardi. Assolutamente, questo è un messaggio molto molto importante. Ecco, siamo giunti prossimi alla chiusura, qualcosa da aggiungere, una battuta? La battuta, io non è molto che sono presidente della Trevu e sono felice di essere arrivato proprio per la logica di Berti di rimanere giovane. Ecco, questo è quindi un esempio eclatante di cosa si può fare una volta superati i limiti in cui di normale lavoro può essere un impegno. Giustamente rispondendo ad alcuni telespettatori che tempo addietro chiedevano cosa fare, a chi rivolgersi per passare anche il tempo libero, per carità qui stiamo parlando di viaggi, di vacanze, può essere anche per la gita di un giorno che magari costa veramente poco. Certo. Questa è una cosa importante perché la gita della domenica o durante la settimana che costa meno, però anche abbiamo parlato non dell'università, di strutture per la terza età per passare il tempo libero, per stare insieme, non costano queste, lo fate tutto a livello di volontariato, anche per chi vive in zone magari non cittadine, non urbanizzate, possono essere delle soluzioni importanti. Per parlare invece di questioni che alcuni telespettatori giustamente ci hanno sottolineato anche con alcuni messaggi importanti e difficili da risolvere, noi diamo l'appuntamento a quando, Adolfo Berti? Quindi novità sia per il piano sociosanitario? Anche il prossimo appuntamento si potrebbe già cominciare, quindi fra 15 giorni insomma. Quindi tra 2 settimane, diciamo che mercoledì, tra 2 settimane possiamo dare qualche aggiornamento sul piano sociosanitario e capire dove andiamo a parare, che tipo di supporti potrebbero esserci per le persone non autosufficienti, gli anziani, il discorso delle case di riposo, capire se c'è un accordo o meno per il discorso dell'IMU con i comuni, se interviene il sindacato a livello di intermediazione, anche questo ci è stato chiesto più volte, si sta facendo qualche cosa per le persone che vivono in casa di riposo e che hanno l'abitazione, quindi devono pagare l'IMU, e poi per dare altre risposte anche, lo sappiamo, il tema scottante e spinoso degli esodati, insomma che cosa si sta muovendo, cosa si sta organizzando, possiamo dire questo insomma. Grazie per essere stati qui con noi, ai nostri ospiti Trevu Viaggi, l'agenzia, Presidente e la direttrice, grazie naturalmente ad Adolfo Berti che ritroveremo presto con noi, magari una sera facciamo in prima serata un appuntamento dedicato al problema pensioni. Grazie a voi naturalmente di averci seguito come sempre, avete visto le indicazioni degli indirizzi utili per avere tutte le informazioni per quanto riguarda una vacanza, un momento spensierato, se non altro una giornata in compagnia, poi si conoscono persone, si può organizzare un po' di tutto. L'importante è uscire da una sorta di pigrizia, di isolamento che non fa bene alla salute. Grazie ancora, arrivederci.